Amiche e amici dell'hockey su pista, la più cordiale buona serata e buona domenica da Nicola Maragnin, qui in diretta dalla Pala Lido di Valdagno, giornata 11 del campionato cadetto di A2 hockey su pista. Di solito siete abituati a sentire la voce di Domenico Tomba che saluta tutti con la pallina vulcanizzata. Domenico si è preso un lungo weekend per festeggiare il suo compleanno, allora anche qui noi in regia con Roberto Bauci alle riprese, Marco Zen appunto alla console, ci uniamo di nuovo per fare tanti cari auguri al buon Domenico. Tra qualche secondo inizierà la partita, una partita importante, una partita tra il Y Sport Hockey di Valdagno contro l'Hockey Pico Mirandola, sfida valida appunto per l'11ª giornata di questo campionato cadetto. Vediamo già le squadre che hanno guadagnato la centropista. Vediamo già anche i direttori di gara, appunto il signor Alessandro Canonico e Nicola Pavan della sezione di Vicenza, Bassanese il primo, di Fara Vicentino il secondo. E allora ci uniamo a quanto sta già facendo lo speaker qui al Palalido, come prevede la liturgia dell'incontro. Diamo lettura alle formazioni, partiamo ovviamente dagli ospiti dell'Hockey Pico, con Federico Lupi con il numero 1 in porta, Daniele Moschetti con il 7, Vincenzo Siberiani che è anche capitano, numero 6, quindi Filippo De Tommaso con il 10, con il 44 Federico Paltrinieri, con il 73 Gioele De Stefano, con il 15 Federico Canossa, con il 4 Tommaso Giannotti, con il 21 Andrea Santoro, con il 72 Luca Potenza, l'altro portiere. Ovviamente in panchina Yuri Ialacci con una sgargiante maglia arancione, come ci ha abituato spesso e volentieri il Valdagno qui tra le mura domestiche. Diamo lettura anche al roster di coach Dario Rigo, che schiera con il numero 2 Mattia Antoniatti, con il 3 Francesco Crocco, con il 4 Marco Tomba, con il 6 Alessio Busato, con il 7 Mattia Cocco, con il numero 8 Davide Piroli, con l'11 Pietro Corosaria, con il 12 Alessandro Refosco, con il 15 Giulio Checchetto portiere, così come il numero 22 suo collega di reparto Simone Zordan. Allora qua sembra tutto pronto per iniziare questa partita. Diamo anche un outlook alla classifica. Pico Cenerentola di questo girone A con 0 punti in 9 partite. Dall'altra parte un Y Sport Valdagno che aveva ben iniziato appunto la sua stagione hockeyistica in A2 con alcune vittorie decisamente importanti, ma che ora è al penultimo posto in coabitazione con il Diadema Roller di Bassano con 10 punti. Per la verità i lanieri hanno giocato solamente 9 partite, quindi 10 con questa che si sta per svolgere, e quindi qua sembra proprio tutto pronto. Vediamo anche un po' i 5 del quintetto base appunto che scenderanno in pista. Da una parte Valdagno che schiera tra i pali Giulio Checchetto, che è anche capitano, poi Francesco Crocco con il numero 3, Marco Tomba con il 4, Mattia Cocco con il 7 e con il 12 Ale Refosco, Ale che è tornato appunto dal doppio anno al Roller di Bassano. Dall'altra parte Lupi Federico in porta, Tommaso Gianotti, Siberiani, De Tommaso e De Stefano. Qua è tutto pronto, il signor Canonico alza il pollice in su, fischio giù il gettone e allora si parte subito con Pico che tenta una botta dalla lunga distanza, però riparte Valdagno. Allora con Crocco, Francesco, ora per Ale Refosco, in avanti i lanieri, Marco Tomba. Marco grandissimo protagonista alle finali del Pala Simoncelli appunto di Mirandola dell'anno scorso, quando proprio questa squadra si guadagnò dalla B la promozione in A2. Grande protagonista Marco, con addirittura 4 gol nel 6-2 finale proprio contro l'Hockey Pico. Allora di nuovo Marco, bomba clamorosa che prende in pieno il povero Siberiani
chiede scusa Marco. Allora, di nuovo in avanti all'Erefosco per Franco Crocco, riparte in avanti Giannotti, ritorna sui suoi passi, sempre per la stecca espertissima di Capitan Siberiani, capisce tutto Mattia Cocco, mette un filtrante in mezzo, non passa, circumnaviga i pali della porta di Federico Luppi, ancora Valdagno in avanti, altri 28 secondi utili per concludere l'azione, altro tiro dalla lunga distanza, capisce tutto De Stefano da solo, tenta un'alza e schiaccia, sempre Crocco, attenzione, agganciato per il fischietto bassanese, è un fallo di squadra, è il primo della partita. Si riparte sempre con Mattia Cocco. Mattia Cocco, come ricordava anche il buon Domenico in queste gare di campionato, è solamente un omonimo dell'altro Mattia Cocco, che è ben noto da queste parti, che ora gioca con il Telemedical Sandrigo in A1. Allora Marco Tomba lascia partire un bolide, finisce nel regno quantico, pallina che deve essere rimessa da quel punto lì, rimessa da parte dei giallo-blu emiliani, sempre siberiani, in avanti per De Tommaso, combina con De Stefano, dice il signor Canonico che sono già passati 5 secondi, quindi come da regolamento bisognerà riprendere il match con una rimessa valdagnese da quel punto lì. Allora, Marco Tomba per l'Erefosco, la pallina danza sulla balaustra, ritorna in pista, finisce in buca d'angolo il 12 valdagnese, in qualche modo per Cocco. Allora Marco Tomba, diagonale, non trova nessuno dei suoi, riparte De Stefano, bene per Siberiani praticamente una carriera e mezza qui all'Hockey Pico. Siberiani che per lui quest'anno un solo gol in campionato contro il Tiene, appunto lo scorso 4 gennaio, invece in Coppa Italia 2 centri per il classe 87. Sempre Valdagno a condurre le danze, Marco Tomba alza lo sguardo, scalda i guantoni di Luppi. Franco Crocco, anche lui tenta dalla lunga distanza. Curiosa questa scelta in questi primi 3 eventi di gioco da parte di Valdagno di insistere con tiri dalla lunga distanza. Evidentemente hanno studiato forse la posizione di Luppi, hanno cercato, non so, di trovare qualche schema con deviazioni. Fatto sta che insomma la statistica da questo punto di vista è abbastanza impietosa, nel senso che tiri devi sempre cercare una deviazione amica per spiazzare il portiere quando c'è soprattutto tanta densità lì nell'area piccola, quindi si dovrà ripartire ora con una rimessa sempre a tinte arancioni. Appunto Valdagno ogni tanto abbandona la classica divisa bianco-celeste appunto per questo sgargiante arancione all'Erefosco. Il 12 passa per Mattia Cocco, ora Franco Crocco per Alessandro Refosco. Alessandro, anche lui pallina accompagnata, finisce sempre nella disponibilità di uno di Valdagno. Alessandro Refosco in mezzo però intercetta e capisce tutto De Tommaso, decripta come pericoloso questo messaggio. Si riparte con De Stefano, in avanti il 73, si ferma, torna sui suoi passi. Interessante servizio per uno dei suoi che non ha fortuna. Allora Marco Tomba, azione colossale costruita sull'asse Cocco-Tomba. Il 4 non riesce ad alzare la pallina di quel tanto che avrebbe permesso la marcatura, e allora
una bomba da distanza siderale da parte di Francesco Crocco, trova preparato Lupi, la pallina schizza all'infuori e quindi si riprenderà con una rimessa che sarà valdagnese. Ale Refosco sulla pallina, si riparte da capo con Francesco Crocco, Marco Tomba, ancora Crocco, carica il tiro, la pallina resta lì e allora Siberiani in avanti, si prova a distendere Pico con il suo giocatore d'esperienza, però la pallina non viene sfruttata da Giannotti e allora riparte Alessandro Refosco, il 12 si ferma, ora per il 3, lì in fondo sempre per Cocco, Marco Tomba, ancora Botta che però lancia una pallina molto rasoterra, allora riprova ad imitarlo Giannotti, fa buona guardia Giulio Checchetto, di nuovo Valdagno in avanti, per ora non vedo movimenti ai cancelletti, sempre Cocco, ora per Marco Tomba, in avanti Marco con la coda dell'occhio, alza il periscopio, trova Franco Crocco affettuosamente abbracciato da Capitan Siberiani, alza 10 dita al cielo il signor Canonico, dice attenzione che ci sono i secondi che sono 10 per riportare la pallina su, lo fa Valdagno e anche bene, però ora attenzione all'1 contro 1, De Tommaso contro Tomba, De Tommaso preferisce prendersela un po' più comoda, sbaglia perché Marco di nuovo sulla pallina, abbastanza bene per Refosco, pallina troppo forte e anche un po' in avanti, quindi si deve ragionare maggiormente con Tomba, bene per Franco Crocco, di prima intenzione, la pallina resta lì, para Lupi e allora Siberiani deraglia, non è successo nulla, dice il signor Canonico, lo capisce anche lui, quindi si ritorna sempre con Valdagno in avanti, in buca d'angolo Ale Refosco, all'indietro per Franco Crocco, Tomba, ancora Crocco, cerca una pallina in quota, stecca alta dice il signor Canonico, dall'altra parte abbiamo Nicola Pavan che è al tavolo di refertisti, De Tommaso intercetta la pallina e allora sempre in avanti Pico con De Stefano, ora Siberiani, De Tommaso, di nuovo De Stefano, in avanti 73, sempre per l'onnipresente Siberiani, vediamo se si rifugia nella stecca amica di De Tommaso, così è, con Giannotti, ora Siberiani, De Tommaso, body check con Marco Tomba, ora con Francesco Crocco, resiste alle due cariche, però attenzione sempre con Francesco Crocco, libera il tiro, pallina interessante, conclusione un po' meno, se ne sono andati i primi 7 minuti e 40 di gioco. Nel frattempo Mattia Cocco, sterile questa azione da parte di Valdagno in fase d'attacco, la pallina schizza lì nella terra di nessuno, la riprende Refosco, la governa Marco Tomba, pallina sempre accompagnata, fa buona guardia Lupi, però c'è una rimessa sempre per Pico, mima proprio a chiare lettere il signor Canonico con la stecca, con il bastone, insomma sappiamo che da gennaio sostanzialmente la federazione, il board ha messo un focus sui falli di stecca, stecche alte, ecco, quindi attenzione anche a come si fa roteare il bastone. Siberiani per De Stefano, il 73, qualche piccola indecisione, è costretto a sparare la pallina in avanti Filippo De Tommasi, che in questo campionato 3 gol per lui e classe 93. Allora Marco Tomba, bene, però la pallina forse un po' troppo indietro per Franco Crocco, e primo fallo di squadra a carico di
Valdagno. Stavo dicendo appunto di Filippo De Tommaso, classe 93, per lui 3 gol quest'anno nel campionato di A2, con una doppietta, la prima contro Breganze al Pala Simoncelli e poi contro Trissino un gol alla Pala Dante lo scorso dicembre. In avanti Pico, Refosco però ingaggia un duello, lo vince. Refosco impegna severamente Luppi, sempre De Stefano non sa cosa fare, preferisce ripassare indietro per De Tommaso, però 10 secondi sprecati da Pico per portarsi la pallina all'insù, e quindi si ripartirà da quel punto lì con Franco Crocco che tocca un po' troppo frettolosamente per Refosco. Allora, si ripartirà da Marco Tomba, chiama a raccolta i suoi, chiama qualche taglio, ancora Crocco, Franco Crocco, anche lui insomma come Marco Tomba, nazionale under 19, reduce dai mondiali di Novara quest'anno, anzi l'anno scorso, una scorpacciata di hockey incredibile. Retroporta per Mattia Cocco, anzi con Mattia Antoniazzi che è entrato proprio in pista per il numero 7. Ale Refosco, in avanti Pico. Nel frattempo avevamo sentito anche la sirena dei 45 suonare, però la sfera sarà per quel signore lì con la maglietta giallo-blu, con il numero 6, Vincenzo Siberiani, il capitano di Pico. Pico che quest'anno è la terza volta che partecipa al campionato di A2, società che è stata fondata e rifondata più volte, insomma anche da queste parti qualcuno che ha giocato a Pico c'è. Risponde al nome di Ruben Joffre, che ora è nel board di Montebello, portiere argentino, se non ricordo male nella fine anni 80, quindi 88-89, ha contribuito anche ad una promozione dalla C alla B. Nel frattempo c'è anche una partita da giocare con Siberiani con il 6, per De Tommaso con il 10, per De Stefano con il 73. Linee di passaggio chiuse dappertutto, grande strategia difensiva in fase offensiva da parte di coach Dario Rigo. Valdagno conquista il possesso, però il tabellone, quando sono trascorsi 11 minuti esatti, dice ancora Valdagno 0, Mirandola 0, partita che per ora non si sblocca. Tra l'altro, come partite di questo girone A di A2 si sta giocando in contemporanea anche il big match tra Correggio e Breganze al Pala Dorando Pietri, proprio a Correggio, mentre si sono svolte altre 3 gare ieri, con Modena che si è imposta sul Tiene per 3-2, con il Bassano che ha perso all'Area Caneva contro lo Scandiano, e poi colpaccio di Montecchio che ha espugnato Seregno con un 5-1. Scala reale, 5 gol per Nahuel Calvo, l'argentino di San Juan, arrivato proprio quest'anno alla corte del presidente Toniazzo a Montecchio. Si riparte ora con una rimessa emiliana, De Tommaso e De Stefano sulla pallina, tiro che resta proprio strozzato sul bastone a De Stefano, e allora Davide Piroli con il numero 8 è entrato in pista anche lui, grandissima esperienza per Davide, insomma giocatore con una classe infinita, anche ex Tiene. Davide Piroli, grande soddisfazione per lui. Attenzione con Antoniazzi
sempre combatte come un leone Siberiani, si guadagna anche il fallo di squadra. Questo è il numero 3 a carico di Valdagno. Attenzione allo score disciplinare, stavo dicendo appunto di Davide Piroli, che ha ricevuto già una bella notizia nella giornata di oggi. La sua Under 13 ha vinto al Palaceccato contro il Tiene per 1-0 e ora è impegnato qui in pista contro il Pico, che però si sta dimostrando una brutta gatta da pelare, perché insomma siamo arrivati se n'è andato il primo quarto di gara, punteggio sempre sullo 0-0, e allora tenta ancora De Tommaso con una piccadigna il tiro mancino. Moschetti è entrato in pista, Lupi per Siberiani, molto velocemente per De Tommaso, in mezzo per sempre Moschetti, che non riesce ad intercettare il passaggio in quota da parte del suo capitano, e allora Antoniazzi vince il duello contro Siberiani, cade a terra De Tommaso, sempre il numero 2 per Davide Piroli, l'8 per Ale Refosco. Davide Piroli classe 90, scade i guantoni ancora Refosco a Luppi, sbroglia la matassa De Tommaso, bene Siberiani di prima per Moschetti, non riesce a trovare la pallina, e allora Marco Tomba con ordine per Ale Refosco, ha da dire qualcosa al direttore di gara. Canonico lo fulmina, resta impassibile il fischietto bassanese, interviene ora e attenzione, ha da dire qualcosa proprio a qualcuno di Pico, del Pico. Piroli per Refosco, entra anche Pietro Crosara, esce Marco Tomba. Crosara in avanti, Pietro con l'11 sulle spalle, tenta l'azione in solitaria, scarica bene per Davide Piroli, per un attimo pensa al tiro, derubrica il passaggio, però si mette in proprio, palo colpito da Davide Piroli, prima vera occasione in cui Valdagno ha dato vicinissimo al gol dell'1. Ancora Piro, vediamo se ha la stecca calda per ritentare la conclusione. De Tommaso lo disturba, vediamo appunto anche dal replay di Marco Zen la staffilata di Davide Piroli, che ha stampato il palo alla sinistra di Luppi. Crosara, Pietro per lui 2 gol in questo campionato di A2, doppietta nel derby contro il Trissino, in cui proprio la formazione di Rigo si è imposta per 6-2. Antoniazzi se la vede sempre con De Tommaso, pallina che finisce lì fuori dalle balaustre, quindi si dovrà ripartire con una rimessa valdagnese. Canonico parla tantissimo con i giocatori, i siberiani non è d'accordo con la visione del fischietto bassanese. Fatto sta che sulla pallina Antoniazzi, Crosara all'indietro per Piroli, Piro per Alessio Busato, è entrato anche lui in pista. Piroli, l'8 sapientemente in mezzo, però una stecca di Pico intercetta il messaggio, il tweet di Davide Piroli. Allora vediamo un attimo, no look per Crosara, che ci è andato vicino tanto così, pallina troppo rasoterra, e allora De Tommaso ha il suo bel da fare su Crosara e Busato. Si riparte con Paltrinieri, Federico anche lui è entrato in pista. Nel frattempo vediamo la prima luce verde sui totem sul lato lungo di fronte a noi, è quella dalla parte di Pico con coach Ialaci che chiama a raccolta i suoi, quindi per 45 secondi più 15 ci sarà tempo per i coach per dare qualche indicazione, partita che non si sblocca. Nel frattempo rivediamo anche qualche highlight, ci fermiamo anche noi per 2 secondi.
Allora passano i primi 45 qui alla Palalido, il time out chiesto dal Pico Mirandola da coach Yuri Ialacci. Con la partita che non ne vuole sapere di schiodarsi, siamo a 9:41 dalla fine del primo tempo, perfetta parità tra l'Hockey Pico e Valdagno. Allora Piroli in avanti, bene per Antoniazzi, legge la mail De Tommaso, in avanti per Siberiani, la pallina attenzione resta lì, però ferma tutto il signor Canonico. Siberiani era andato a velocità Mach 2.0, lo rivediamo adesso nel replay di Marco Zen addosso a Luppi, eccolo lì, insomma sembra tutto ok per l'estremo difensore di Valdagno sulla rete di Checchetto, però attenzione altro palo di Antoniazzi con Siberiani in avanti, la stecca di Davide Piroli disturba la conclusione del numero 6, appunto prima Siberiani era finito addosso a Checchetto, appunto portiere di Valdagno. De Tommaso ora alza il periscopio, cerca qualcuno dei suoi. Siberiani per un attimo aveva tentato il taglio, poi ha visto che Antoniazzi lo stava controllando a distanza, ha preferito ritornare in una comfort zone che sarebbe la sua metà pista, però la pallina resta sempre lì. Attenzione, ci vogliono 10 secondi massimo per portarsi la pallina in fase d'attacco. Siberiani per Moschetti, pallina intercettata, si riparte con Crosara, Crosara per Busato, Busato per Piroli, ora fa girare la pallina velocemente Valdagno, la Y Sport sta cercando di pigiare sull'acceleratore, già 2 legni colpiti per la formazione di coach Dario Rigo. Ora sempre Piroli d'esperienza, va avanti con la pallina, vediamo se tenta la sterzata, no, preferisce resettare tutto, fa ripartire Busato, sfera che rimane nella metapista di Valdagno e allora in avanti per Crosara, Crosara in avanti, controllato da Paltrinieri, botta di Crosara, Siberiani in avanti il 6, capitano per uno dei suoi, allora De Tommaso. Siberiani e De Tommaso praticamente non sono mai usciti dai 4 di movimento da quando è iniziata la partita. Evidentemente coach Ialacci si affida alle sue certezze, squadra diciamo giovane Pico con invece altri giocatori d'esperienza, Legacy appunto Siberiani classe 87, Crosara con l'11 di gran carriera, il valdagnese tenta di far passare la pallina sotto i gambali di Luppi, non ha fortuna, pallina buttata in avanti da Siberiani che si dispera. Crosara, Pietro in avanti, percussione centrale, ferma tutto Filippo De Tommaso, il 10 in avanti per Paltrinieri, ora Siberiani, Siberiani per De Tommaso, eccolo qui Paltrinieri, ancora De Tommaso, blocco di Paltrinieri su Busato, però ha vita difficile il numero 10 con Antoniazzi. Siberiani combinano sempre i due. Insomma Pico riesce a mantenere un discreto possesso pallina, nel frattempo i secondi e i minuti passano, cicca la sfera Antoniazzi, in questo caso tira la stecca, gli va alta, fischia il signor Canonico. Allora Siberiani però legge il passaggio, sempre Antoniazzi per Piroli, Piroli per Crosara, riparte Pico con Paltrinieri, gli dà manforte Moschetti, Moschetti si gira, Checchetto para, allora, riparte Busato per Crosara, in avanti Pietro, se la deve vedere con Paltrinieri, l'11 contro il 44,
cancella tutto, si riparte dalla botta di Davide Piroli, trova qualcosa o qualcuno, non l'ho ben visto, comunque fatto sta che la sfera finisce nella metapista di Valdagno, è ripresa da Busato, la riconsegna per Crosara, ancora Piro, in avanti Pietro, ottimo gioco con finta e controfinta, a tu per tu con Lupi, perde il tempo giusto e allora Busato ancora per Antoniazzi. Nel frattempo al cancelletto di Valdagno è pronto a rientrare in pista Francesco Crocco, dalle parti invece di Ielaci tutti quanti comodamente seduti in panchina. Davide Piroli, conclusione sporcata, duello tra Piroli e Siberiani, altro time out chiamato da Ielaci, è il secondo della partita quando mancano poco meno di 300 secondi alla fine di questo primo tempo. Ci fermiamo anche noi, nel frattempo gli highlight di Marco Zen in sovraimpressione. Ritorniamo in diretta qui al Pallalido, secondo time out a tinte giallo-blu. Per la seconda volta appunto coach Ielaci ha chiamato a raccolta i suoi. L'onda arancione per adesso si è infranta sul muro eretto appunto dal coach correggese. Una vita e mezza per Ielaci a Correggio. Crosara, Piroli per Francesco Crocco, in avanti per Busato, Lupi bene sul numero 6 Laniero. Allora Piro per Crocco, bene per Pietro Crosara. Attenzione, si chiude la difesa di Pico, di nuovo Moschetti. Allora in avanti Moschetti, nel frattempo notizia, è uscito Siberiani che sta riposando lì in panchina. Francesco Crocco lascia partire un tiro barra passaggio, si spegne sulla balaustra, riprende la pallina L'Hockey Pico, in avanti Giannotti con coraggio, però Piroli assieme a Crosara e ora con Busato perfeziona questo disimpegno, trasforma l'azione da difensiva ad offensiva. In buca d'angolo prima il 6, poi per Crosara, sempre Crocco, Piroli, attenzione, colpisce probabilmente lo stesso Crosara. Si era messo le mani in testa per evitare guai peggiori. Intercetta di nuovo Piro il passaggio, bene per Crocco di nuovo. A me è sembrato un altro palo colpito da Valdagno. La pallina è stregata questa sera per la formazione di Dario Rigo, alza e schiaccia, magia. Guarda Piroli, il signor canonico, cercando magari conforto in qualche decisione arbitrale. Impassibile il fischietto bassanese. Era Busato, pallina accompagnata, troppo larga. Riparte Giannotti, Paltrinieri, Crosara però molto più bravo sia in fase difensiva che offensiva. Solamente la stecca di Lupi
allontana la minaccia, di nuovo Moschetti per Paltrinieri, bene per Moschetti, e qua grandissima parata di Giulio Checchetto che nega la gioia del gol a Pico, e allora Piroli botta la pallina. Aveva per un attimo superato Luppi, però è riuscito a capire la geografia il portiere di Pico e quindi riprendere il pieno controllo della sfera. De Stefano rientrato anche lui in pista, quindi sì, abbiamo appena visto appunto anche, anzi stiamo proprio vedendo l'azione di Pico, pericolosa la sortita offensiva della formazione giallo-blu modenese. Crocco, allora è entrato in pista di nuovo Mattia Cocco, è rientrato in pista di nuovo Marco Tomba con la stecca. Il signor Canonico dice a Marco: non puoi usarla in quel modo lì. Fiscalissimo il direttore di gara, alza la mano Moschetti per chiamare le distanze, e allora De Stefano ha il suo bel da fare con Mattia Cocco. Bene comunque in avanti per Paltrinieri, il 44 per il 73, la pallina resta lì, nessun fallo di squadra, ci sarà forse un gioco da terra fischiato, sì, a carico di Pico. Crocco, bene per Busato, con Alessio non è riuscito a governare, ad addomesticare la pallina, e quindi Marco Tomba, Marco in avanti, e ora all'indietro sempre per Crocco. Francesco per Mattia Cocco. Busato, centro boa per Francesco Crocco, non si perfeziona l'azione d'attacco, riparte De Stefano per Paltrinieri, la pallina va nella metapista valdagnese, stampato sulla balaustra il 44, è lì vicino il signor Canonico che lascia correre. Partita decisamente fisica in questa frazione di gioco, riparte di nuovo Valdagno, però termina il tempo a disposizione con il suono della sirena che certifica la fine di questi primi 25 a reti inviolate qui al Palalido. Valdagno 0, Pico Mirandola 0. Allora io direi a questo punto di risentirci fra 9 minuti, poco più poco meno, per raccontarvi il secondo tempo di questa 11ª giornata qui al Palalido.
Rientriamo in diretta qui dal Palalido, 0-0 dopo i primi 25 tra Valdagno e Pico Mirandola. Partiti subito a razzo i ragazzi di Dario Rigo, perde la stecca anche Antoniazzi. Una prima frazione di gioco in cui Valdagno ha cercato di segnare qualche gol, vuoi per i pali, vuoi per Federico Lupi tra i pali. Non è riuscito a concretizzare questo progetto. E allora attenzione, Pico, però riparte Marco Tomba, guarda De Tommaso, lascia partire una bomba clamorosa Mattia Cocco, sempre lui in possesso pallina, proprio lì dietro i pali di Lupi. Federico Lupi, portiere di Pico. Francesco Crocco, il nazionale under 19, ha il suo bel da fare con De Stefano. Sempre Valdagno in avanti con Antoniazzi per Mattia Cocco, il 7 per il 4, 5 secondi già trascorsi, dice il signor Canonico. Pallina che è rimasta nella metapista valdagnese appunto per più di 5 secondi, quindi possesso ora per la formazione emiliana. De Tommaso, pressing a tutta pista per i ragazzi di Dario Rigo, si libera in qualche modo Giannotti, sempre lì servito da De Stefano, all'indietro per De Tommaso. Dall'altra parte Moschetti, pallina che vola alta, è dello stesso avviso del signor Canonico, dice bisogna ripartire da quel punto lì, con De Tommaso che va a prendersi la pallina là in fondo. Sarà per i gialloblu il possesso. Moschetti e Giannotti sulla pallina. Insomma, rinnovo i saluti per chi si mettesse in ascolto solamente ora, che sto sostituendo Domenico Tomba. Ciao Domenico, qua Valdagno libera e operativa per Venezia 600, quindi qua è tutto quanto pronto. Anche Marco Tomba si fa trovare pronto, sgasa in avanti il numero 4, però l'azione viene contrastata dall'altro numero 4 che è Giannotti. De Stefano, anche lui con un'indecisione, il signor Canonico dice è rigore. Rivediamo anche dal replay di Marco Zen, eccolo lì, insomma deraglia il numero 73, pertanto sarà rigore per la formazione laniera con Mattia Antoniazzi sulla pallina. Mattia, per lui in questo campionato di A2 nessuna punizione di prima tirata, anzi nessun tiro di rigore tirato, mi correggo. Mattia Antoniazzi, e Valdagno finalmente per i tifosi qui al Palalido mette il muso in avanti, crolla dopo 2 minuti dal secondo tempo, dall'inizio del secondo tempo. Il fortino è retto da Cossi Iellacci. Vediamo anche dall'highlight di Marco Zen la conclusione, finta e controfinta di Mattia Antoniazzi. Alla fine trova l'indirizzo giusto dove poter recapitare questa lettera, e quindi 1-0 Valdagno. De Stefano, vediamo ora se Pico sarà più propositiva in fase d'attacco, però attenzione, e adesso c'è un rigore. No, vediamo, no, è stato un fallo in attacco con il signor Canonico che dice, anzi in realtà vedo proprio che sarà proprio un rigore, sì, ho visto bene all'inizio, con Pico che beneficerà ora di un tiro di rigore. Non so se Marco Zen, eccolo lì, ci fa rivedere l'azione. Sì, c'è stato un blocco un po' troppo duro da parte di Antoniazzi, insomma
ne succedono di tanti nelle aree di rigore. E allora De Stefano contro Checchetto e pareggia i conti Pico con Gioele De Stefano. Gioele che con questo va a 2 su 2 dai rigori. Vediamo di nuovo le immagini con Gioele che tiro secco, nulla da fare per Giulio Checchetto. Veramente nel giro di pochissimi secondi la partita, appunto proprio in 36 secondi, ha visto dapprima Valdagno andare in vantaggio e poi Pico a pareggiare i conti. Stavo dicendo appunto di Gioele De Stefano. Questo è per la verità è il quarto tentativo dai tiri più vicini, ne ha segnato uno, due invece sono andati a vuoto contro il Montecchio. E allora di nuovo Valdagno in avanti, cercava il servizio Mattia per Marco Tomba. De Tommaso, succede di tutto lì davanti. Partita che si anima con Giannotti. Pallina sempre lì. Sor Canonico dice non è successo nulla. De Tommaso in buca d'angolo. Cliente difficile in Marco Tomba. Ingaggio, alza due dita al cielo il fischietto bassanese, quindi si dovrà ripartire da quel punto lì. Saranno Francesco Crocco e Filippo De Tommaso sulla pallina. Vince il 10 giallo-blu. Si riparte da De Stefano, fresco di marcatura con il tiro di rigore. 5 secondi che scadono, si ripartirà con Francesco Crocco sulla pallina. Il 3 di Valdagno. La pallina era ancora in movimento, il signor Canonico, fiscalissimo, dice devi riportarla 32 centimetri un po' più avanti. E allora, attenzione, Antoniazzi, la pallina resta lì, riparte il 73 di Pico con un tiro. Checchetto fa buona guardia. E allora Mattia Cocco in avanti, il 7 di Valdagno, classe 2006. Possesso ora per la formazione emiliana, ci mette il fisico Marco Tomba, spintona De Stefano che resta ancora a terra, vediamo se no, si riprende. Quindi Gioele De Stefano si rialza, però è il fallo di squadra numero 4 a carico di Valdagno. Per Gioele De Stefano, questo insomma quello segnato qualche minuto fa è il gol numero 6 in questo campionato, ne aveva segnati 2 in Coppa Italia. Pallina per il Pico Mirandola, Moschetti sulla sfera, sempre De Stefano, controllato da Francesco Crocco. Per un attimo Moschetti non riesce a intercettare la pallina e allora in avanti Francesco Crocco. Francesco Crocco scalda i guantoni di Lupi, pallina un po' troppo alta, dice il direttore di gara, si dovrà riprendere con la sfera valdagnese. Quindi Francesco Crocco per sicuramente Mattia, oppure vediamo se tenterà il tiro verso Antoniazzi. No, Marco Tomba celermente sempre per Crocco. Mattia Cocco, la stecca di De Tommaso inibisce il tiro, azione a 2 che poteva ripartire, però sempre quelli di Valdagno in possesso della pallina, sempre Francesco Crocco, sempre Marco Tomba, pallina accompagnata. Idee poco chiare per il numero 4 che ora abbandona la pista, entra Ale Refosco con il numero 12 e rientra anche Vincenzo Siberiani per il Pico Mirandola. Si ripartirà con gli arancioni, Lanieri. Francesco Crocco di sponda per Mattia Cocco, sempre all'indietro per il nazionale Under 19.
Alessandro Refosco, Mattia Cocco, combinano ancora i due, Mattia Cocco diagonale che però non impensierisce e Federico Luppi, crolla a terra il numero 7, non è successo nulla per il signor Canonico e allora attenzione con Giannotti che aveva tentato il tiro e poi sulla corta ribattuta Moschetti aveva tentato anche lui il tap-in, per fortuna di Valdagno questa azione non si è concretizzata con un gol e allora adesso ci va vicino ancora tanto così Valdagno dalla rete del 2-1 con un bel tiro dalla lunga distanza da parte di Antoniazzi, para bene Federico Luppi, si ripartirà con un ingaggio, anzi no, con la pallina che sarà valdagnese. Antoniazzi da lì distante per Francesco Crocco, sgasi in avanti il numero 3, autostrada per lui, circonnaviga i pali di Luppi, servizio ancora all'indietro per Alessandro Refosco, l'ex roller, vediamo se tenterà il tiro, così è, sempre il guantone di Luppi, sempre confusione lì davanti, a terra Francesco Crocco, di nuovo per Alessandro Refosco, Mattia Cocco con l'ultima parte utile del bastone, Francesco intercetta il passaggio, ora un po' di imprecisione, errore di grammatica anche per Mattia Cocco che però inavvertitamente serve l'altro Mattia, Antoniazzi, fallo di squadra, numero 2 per Pico, sempre a quota 4 Valdagno, al cancelletto Davide Piroli è pronto a subentrare in pista, lì vicino a Giuseppe Munaretto e Dario Rigo c'è appunto Lotto ex Tiene, Ale Refosco, Mattia Cocco, Francesco Crocco, questa volta sgasa sulla sinistra, pallina che si alza, De Tommaso, vediamo se riesce ad impostare agevolmente un'azione d'attacco, però sono 3 le maglie laniere nella metà pista di Pico per cercare un pressing in fase d'attacco, ha fretta Valdagno di riportarsi con il muso in avanti e allora Siberiani, bene per Giannotti, deraglia il numero 4, Mattia Cocco d'esperienza, di furbizia, serve ora, attenzione Ale Refosco, tiro del 12, ancora Cocco, Crocco e Refosco, tutti giovani di belle speranze qui al Palalido. Antoniazzi, Francesco Crocco, il 3, sgomita con Moschetti, ha il suo bel da fare il ragazzotto valdagnese e allora riparte di gran carriera De Tommaso, alza il periscopio il numero 10 Siberiani, attenzione deve velocemente riprendersi perché Valdagno è in fase d'attacco, ha tentato un 3 contro 2 addirittura la formazione di Dario Rigo, nulla di fatto, la partita si è accesa proprio grazie a questi 2 episodi, un Pico che per lunghi tratti del primo tempo ha subito l'azione d'attacco di Valdagno, però senza correre eccessivi pericoli, eccezione fatta per quei pali colpiti dai giocatori di Dario Rigo. E allora Cocco per Ale Refosco, Piroli sempre per Refosco, il 12 lascia partire una staffilata, Moschetti sulla pallina, Piroli va indietro per cercare di contrastare il gioco in verticale da parte del numero 7, pallina troppo alta dice il signor Canonico e allora Ale Refosco per Piroli, d'esperienza l'8 verso Mattia Antoniazzi, incroci di traiettorie con Alessandro Refosco, poche idee lì davanti, Piro ritorna anche lui all'indietro, lascia la pallina per Mattia Cocco, tiro alto, di nuovo Valdagno in avanti, altra azione, solo 11 ancora i secondi utili per perfezionare l'azione d'attacco, non c'è bisogno del suono della sirena perché intercetta Siberiani, trova in Paltrinieri conforto per un attimo, poi riprende
Re Fosco combina con Piroli, il quale gli dice vai dall'altra parte, vediamo se lo ascolta. Mattia Cocco lascia partire una botta, De Tommaso decripta il messaggio, ritorna in possesso della pallina il Pico Mirandola, giallo-blu in avanti, ora blocchi dappertutto, De Tommaso bene, però morsa di 2 maglie arancioni a mo' di sandwich. Siberiani, il capitano numero 6, deve sgomitare e non poco per liberarsi di Antoniazzi, il quale commette comunque un fallo, il numero 5 a carico di Valdagno. Ora la contabilità dei falli per almeno il lato Valdagno inizia a farsi interessante, siamo ancora abbondantemente sotto il livello di guardia, però Pico è ferma a 2, Valdagno a 5, partita sull'1-1, quindi perfetto equilibrio, lo dico sempre, quando ci sono partite molto equilibrate bisogna sempre stare attenti ai falli di squadra, perché chi segna vince. E allora Re Fosco, vediamo in mezzo per Mattia, no, Davide Piroli per veramente un attimo non è riuscito a ripassare la pallina al 12, il numero 8 Mattia Cocco, da 0, pallina buttata lì in qualche modo. Siberiani combatte con Mattia Cocco, riparte Moschetti, centroboa per Paltrinieri, ancora Moschetti, Piroli con la stecca lo abbatte, va tutto bene per il direttore di gara. Allora Piro per Antoniazzi, bene velocemente per Re Fosco, Cocco nel retroporta Davide Piroli, Davide chiama il taglio dei suoi, Antoniazzi, pallina difficile, viene ripulita sempre dal numero 8, bomba spaventosa da parte di Ale Re Fosco, troppo larga, riparte Moschetti, vediamo se il pressing di Valdagno darà i suoi frutti, cerca di uscire dai blocchi De Tommaso, la pallina è sempre lì. Siberiani accompagnato all'uscita per un attimo da Antoniazzi, riparte da Moschetti, ancora De Tommaso, Filippo in avanti, blocco da parte di Siberiani su Antoniazzi, troppo duro secondo il direttore di gara, e quindi fallo di squadra numero 3 a carico di Pico Mirandola. 5 sono i falli per Valdagno, 1 il punteggio lato Lanieri, 1 lato Emiliani. Ci fermiamo anche noi per 30 secondi. Suona la prima sirena del time out qui al Palalido, altri 15 secondi che passano, sempre 1-1 il punteggio, partita che si sta facendo via via sempre più complicata per Valdagno, insomma scontro di bassa classifica, inerzia però totalmente diversa, con i ragazzi di Dario Rigo che hanno fatto vedere cose veramente interessanti, più che altro una bella crescita a partire dalla Coppa Italia, poi il campionato, poi qualche battuta d'arresto di troppo. Vediamo ora se con l'innesto di Davide Piroli la formazione del coach campione del mondo e campione d'Europa riuscirà in qualche modo a risalire la china. De Tommaso, 1, 2, 3, 4, 5 maglie veramente in 2 metri quadri, tantissima densità lì davanti. Siberiani colpisce uno dei suoi, riparte Davide Piroli, autostrada per lui, bene, si accentra, non trova il tempo e il momento giusto per tirare, però guadagna un fallo di squadra e andiamo a quota 4 per il Pico Mirandola. D'esperienza Davide è riuscito a farsi fare fallo, e d'esperienza serve Alessandro Re Fosco che toglie le castagne dal fuoco, di nuovo con il muso in avanti Valdagno, grazie al suo
numero 12, che con questo mette a referto il suo 7° gol in questo campionato. E ora tra qualche istante vedremo sull'asse Piroli, Refosco il gol. Dai e vai, eccolo lì, proprio senza pensarci due volte, lascia partire una botta che finisce alle spalle di Federico Lupi, quindi Valdagno in vantaggio per 2-1 su Pico. Tiro troppo alto da parte di uno di Pico Mirandola. Allora Piroli, è entrato anche Pietro Crosara di nuovo in pista. Ale Refosco, vediamo se cercherà il bis. Comunque in proiezione offensiva Valdagno, Davide Piroli lascia partire una bomba che, come dico di solito, da quanto forte è andata è finita indietro nel tempo. E ora vediamo dal replay di Marco Zen, guardate, Davide Piroli passa la metapista, sbam, finisce sul 7 alla sinistra di Federico Lupi. Nulla può il numero 1 modenese, però attenzione, tiro che resta lì, bravo Checchetto. Quindi doppio vantaggio per quanto riguarda Valdagno, che ora si sta scrollando di dosso questa patina che l'ha contraddistinta per tutto il primo tempo, buona parte del secondo. Se ne sono andati ormai 13 minuti anche qui e siamo già entrati nell'ultimo quarto di partita. Quindi di nuovo Valdagno, di nuovo Piroli per Pietro Crosara, in mezzo Mattia Cocco, flipper con la pallina, Filippo De Tommaso in avanti, blocchi di Refosco, stecca alta. Il signor Canonico dice forse è meglio fischiare qualcosa. Nel frattempo fischia anche il secondo time out chiesto qui da il primo time out chiesto da Valdagno, da coach Rigo. Nel frattempo vediamo anche i gol di questo secondo tempo. Allora, prima con Ale Refosco, sempre conciliabolo lì in panchina, poi vediamo anche l'azione pregevole di Davide Piroli, che veramente lascia partire dai 15 metri una bomba incredibile che mette il numero 3 nel tabellone dalla parte di Valdagno, sempre ferma a uno Mirandola, che era riuscita in qualche modo anche a pareggiare con un rigore da parte di Gioele De Stefano dopo 2 minuti e mezzo neanche dall'inizio del secondo tempo. Partita che ora si sta incanalando nei binari corretti secondo coach Dario Rigo, che però chiama ancora i suoi, sfrutta tutti i 60 secondi di time out per redarguire, e poi quando finisce Dario Rigo entra in gioco l'altro allenatore in pista, che è Davide Piroli, che sta facendo scuola, sta spiegando la geografia a tutti quanti i suoi giovani compagni di squadra, con un Valdagno che ora deve mantenere alta l'attenzione. Dall'altra parte Pico, se vuole veramente raddrizzare questa partita, deve osare qualcosina di più. Ci vuole l'esperienza di Siberiani, ci vuole anche la freschezza di De Stefano, ma bisogna anche stare attenti lato Valdagno con i secondi. Pallina regalata dai lanieri al Pico Mirandola, con De Stefano e Siberiani sulla sfera. Il 73 per il 6, poi per Paltrinieri sempre per De Stefano. Fischia qualcosa il signor Canonico, sì, fischia che la pallina è uscita, pertanto bisognerà ripartire da quel punto lì. Vediamo se i ragazzi riescono a riprendersela. Non è semplice con una stecca, però eccolo lì Pietro Crosara, gioco di prestigio del numero 11. Pallina per i mirandolesi. De Stefano 73, ancora attento Giulio Checchetto. Davide Piroli in avanti per Mattia Cocco, sempre Ale Refosco, autore del gol del 2-1, quello che di fatto ha riportato in vantaggio Valdagno. Poi ci ha pensato anche quella botta di Davide Piroli. Allora, con il caschetto Federico Lupi
pallina che finisce abbondantemente in curva. Si andrà ora al recupero della pallina che sarà Valdagnese. Eccola lì, tempo effettivo di gioco, quindi insomma abbiamo assistito anche insomma a qualche secondo di pausa in più, ci siamo riposati anche noi perché ho tutta l'idea che questi ultimi 630 secondi di partita saranno veramente interessanti. Allora, taglio per Piroli, Crosara, Marco Tomba è rientrato in pista anche lui. Marco, insomma, lo ripeto, nelle finali del Palasimoncelli l'anno scorso, autore di un poker ai danni del Pico Mirandola. Debutta anche in pista Andrea Santoro. Andrea, classe 2002, eccolo lì, fa sportellate con Alere Fosco. Per lui ancora nessun centro in campionato. Del resto, insomma, difficile, un'annata veramente difficile per Pico, insomma, che a fronte di soli 10 gol subiti, 10 gol fatti, 11 con quello di oggi, ne ha subiti la bellezza di 57, quindi stiamo parlando insomma di un rapporto di 5-1. Annata veramente difficile quella per quella di coach della squadra di coach Iallacci. De Tommaso, strattonato per la maglia Santoro. Paltrinieri cerca di controllare l'azione di Pietro Crosara. Alere Fosco, buona la sua prova. Davide Piroli, Crosara ancora Re Fosco, ora di accademia, come direbbero quelli bravi Valdagno, anche se mancano ancora 8,51 sul cronometro per la fine dell'azione. Qualche errore in fase di impostazione, salva dall'infrazione di 5 secondi Crosara questa pallina. Allora Re Fosco di rovescio, riparte Paltrinieri, ritorna per la stecca di De Tommaso. De Tommaso per Siberiani, ancora Paltrinieri, cattivo controllo, due maglie arancioni su di lui, di nuovo Siberiani, non segue l'azione Santoro che è rimasto lì dietro. De Tommaso forse è l'ultimo a volersi arrendere oggi. De Tommaso all'indietro per Siberiani, tiro controllato da qualcuno di Valdagno. Crosara, bene per Marco Tomba, cercava l'azione in avanti con una mano tenendo il bastone. De Tommaso, ancora Siberiani. Il capitano numero 6 in avanti per De Tommaso, stanco il numero 10. Pallina che finisce nella terra di nessuno, la riprende Pietro Crosara. Alessio Busato pronto sul cancelletto. Davide Piroli alza il periscopio per Pietro Crosara, vediamo se c'è il taglio di Alessandro Re Fosco. Così non è. Allora Marco Tomba in avanti, Marco bene per qualcuno dei suoi, però il signor Canonico ferma il gioco, dice che c'è una rimessa per il Pico. Veloce la pallina per i modenesi, in avanti per Santoro, finisce addosso a Davide Piroli, ancora Alere Fosco, esterno palo, ancora vicino tanto così Valdagno dal gol, sarebbe stato il quarto. Siberiani di nuovo a difendere Busato, in avanti per Re Fosco, ancora Busato, di nuovo esterno rete per i valdagnesi. Gioco di sponda che però trova un angolo, una carambola troppo corta. Ne beneficia il Pico con Canossa, che è entrato in pista anche lui, Federico Canossa, anche lui molto giovane.
secondi passati, 5 secondi, attenzione, botta di Busato, dicevo appunto di Federico Canossa, un classe 2007, per lui nessun gol ancora in questo campionato, però insomma un tiro diretto sbagliato contro il roller di Bassano all'area Caneva. Dalle Refosco per Marco Tomba, sempre Refosco, ancora Pietro Crosara, dinamico il numero 11, tiro che però viene decifrato da Federico Luppi. Riparte ora il Pico con qualcosa che è successo lì davanti, cade a terra Refosco, contatto abbastanza duro con Siberiani, vediamo lì appunto sì, un blocco per proteggere l'avanzata in avanti di De Tommaso, a terra il numero 12. Vediamo, il direttore di gara non mi sembra abbia sanzionato questo evento con qualcosa di particolare, probabilmente si ripartirà con la pallina sempre per la formazione giallo-blu. Siberiani, gli soffia la pallina Busato che però deraglia De Tommaso su Crosara e appunto Busato, fallo di squadra. Questo è il numero 6 per Valdagno. Siberiani in mezzo, bene per Canossa. Federico per Santoro, Andrea Santoro cerca di liberare il tiro, la pallina veramente viene intercettata dalla stecca di Busato, trova uno strano giro, alta, finisce in buca d'angolo, però sarà sempre mirandolese la pallina, almeno fino a qualche secondo fa, perché la riprende Pietro Crosara. In avanti Pietro, l'11 di Valdagno per il 6, ancora Pietro. Ora Alessandro Refosco cerca di liberarsi dalla marcatura proprio di Canossa, deve per forza circumnavigare i pali di Luppi. Allora Marco Tomba da solo, fa tutto molto bene, però sbaglia l'ultimo impatto con la pallina e quindi nulla di fatto. Sfera sempre Valdagnese, riparte il cronometro dei 45. Refosco per, attenzione, deve uscire Marco Tomba perché probabilmente ha perso il tampone, non ho visto cosa è successo, mi sembra proprio di sì, quindi esce Marco Tomba, entra Mattia Cocco, Pietro Crosara per Mattia Cocco, la stecca di De Tommaso, dappertutto il numero 10 del Pico. Allora, bene, ancora Refosco si gira, cerca di servire Mattia Cocco, forse avrebbe dovuto condire questo suo manicaretto con un po' di egoismo. Fatto sta che ora di nuovo il Pico in avanti con coraggio. Santoro per Siberiani, diagonale stretto e anche rasoterra, nessun pericolo per la porta di Checchetto. Refosco in avanti il 12, bene per Mattia Cocco, ha tentato un gioco di prestigio, non ho ben visto se con il sottogamba. E allora Alessio Busato tra 1, 2, 3 stecche emiliane vince il rimpallo, serve bene Mattia Cocco, però ci pensa Federico Luppi a tirar giù la saracinesca. Nuova occasione per Valdagno, insomma siamo arrivati agli ultimi 180 secondi di gara. Pietro Crosara, la mano sempre di Luppi, ultimi 2 minuti e 50 appunto da giocarsi qui alla Palalido con Canossa, il 16 contrastato dal 6, Pietro Crosara, in avanti l'11, cerca gloria il ragazzo valdagnese, però c'è un'infrazione, sempre con questo bastone, dice Canonico, non lo avete ancora capito, io fischio così, e quindi si ripartirà con la pallina giallo-blu. Con Giannotti entrato di nuovo in pista anche lui. Crosara lascia partire un tiro interessante che però
finisce abbondantemente fuori. Santoro per qualcuno dei suoi, vediamo se riesce a trovare la pallina. Giannotti era di spalle, non si accorge del servizio del compagno. Allora Pietro Crosara, benissimo per Mattia Cocco, azione spettacolare, vede proprio con l'ultima parte utile del suo occhio destro Pietro Crosara l'innesto di Mattia Cocco, e quindi Valdagno si porta sul 4. Rivediamo l'azione, eccolo lì, proprio quasi un no look di Pietro Crosara per il suo amico Mattia. 4 Valdagno, 1 Pico Mirandola, ormai a 120 secondi dalla fine della partita. Abbiamo visto di tutto nell'hockey, partite buttate al vento veramente negli ultimi minuti, l'ultimo minuto e mezzo. Comunque pressing intelligente di Marco Tomba, che è rientrato in pista per cercare di allontanare la minaccia sempre di più. Attenzione ai 5 secondi, bene Pietro Crosara per Marco Tomba, attenzione Marco, niente da fare, riparte Mirandola. Pietro Crosara, su di lui Santoro, il numero 11 per Marco. In avanti Marco, spostato in buca d'angolo da appunto da Santoro, mi sembra. Eccolo lì, anzi no, da Canossa, che era lì appostato, il numero 15. E ora di nuovo Marco, bene per Mattia Cocco, dai e vai con Marco Tomba. Pallina troppo alta, non riesce a smashare il numero 4 valdagnese. Ora sarà il numero 4 mirandolese ad impostare Giannotti, pallina che rimane sempre nel possesso del Pico con Santoro. Buon gioco da parte del 21 con il caschetto Checchetto, pallina che danza sulla balaustra, rimane in pista, permette a Marco Tomba di tornare in avanti. Allora Marco da solo, bellissimo il servizio per Alessio Busato, che non riesce a colpire nel modo e nel momento giusto. Di nuovo Mattia Cocco, Mattia per Alessio Busato, sposta un giocatore di Mirandola, di nuovo in retroporta Mattia, già partito l'ultimo giro di lancette, mancano 14 secondi alla fine del match, ormai partita in pieno controllo da parte di Valdagno, che con questa vittoria va un po' più in su in classifica. Attenzione però, manca ancora un secondo con il tiro di Crosara, quindi titoli di coda qui alla Paladido, con i ragazzi di Dario Rigo che si impongono per 4-1 sul Pico Mirandola in virtù dei gol messi a referto da Mattia Antoniazzi, Mattia Cocco, Davide Piroli e Ale Refosco, con il provvisorio pareggio su rigore da parte di Gioele De Stefano. Rivediamo appunto grazie agli highlight di Marco Zen cosa è successo appunto in questa seconda frazione di gioco. Nel frattempo vi diamo anche un outlook sulla partita di Correggio, con il Correggio che stava vincendo per 2-0 sul Breganze, e ora invece sono i ragazzi di coach Gabritiella a guidare la sfida del Pala Dorando Pietri per ben 6-2, quindi corazzata pazzesca a Breganze. Insomma, sta cercando di far capire a tutti, anche in questa ultima giornata del girone d'andata, chi veramente vuole a tutti i costi risalire in A1. E allora io direi a questo punto di ringraziare Roberto Bauce alle riprese, Marco Zen alla regia. Un saluto, un carissimo saluto ancora a Domenico Tomba, vero titolare di questo microfono, e direi che dal Palalido è tutto. Un caro saluto da parte mia, Nicola Maragnin, e ancora un buon proseguimento di domenica.